Noi per Città della Speranza ci siamo passati nel 2004 un linfoma a nostro figlio e l'abbiamo vinto. È stata un'esperienza che ti lascia il segno, te lo lascia molto profondo. Ma noi abbiamo bisogno di chi dice la ricerca, continuando a sostenere la ricerca ce la possiamo fare. Voi siete un esempio e stasera per noi è importante sentire che tanti bambini ce la fanno, diventano ragazzi, diventano adulti e veramente hanno un futuro